Buongiorno a tutti, vi prometto innanzitutto che la scenografia migliorerà, perché questa scenografia alle mie spalle è veramente vergognosa, però vi dico, vi faccio una proposta, anzi che non parleremo di Napoli-Chievo, una partita assurda, preferisco invece fare il riepilogo statistico di 7 testate giornalistiche per i voti che hanno dato ai calciatori del Napoli nelle prime 19 partite dell'anno. Come amo dire, i numeri parlano, spero che siate d'accordo con me, per cui Chievo non conta, conta il Verona, tanto sempre di Giulietta si tratta, e questa volta, stravolgendo i piani, parlo di un voto mio, 4 a Gennaro Sardo, che aveva detto prima della partita che non avrebbe esultato in caso di gol agli azzurri. Gennà, ma non ti fai ribba da bocca, non ti fare debiti con la bocca. Capisco la felicità per il fatto che tu abbia segnato, però un consiglio, la prossima volta, prima di Napoli-Chievo, Chievo-Napoli, start sit, ok? Cominciamo con i migliori in campo di Napoli-Chievo, 2 righe le avevo promesse, migliori in campo Mertens e Albiol, anche se probabilmente Albiol è stato premiato, c'è mio figlio accanto che guarda dalla rete che ha permesso al Napoli di non chiudere a 0 punti, abbiamo realizzato un punto col pareggio di Albiol, i migliori in campo, e su questo fermerei l'analisi della partita, perché di Napoli-Chievo, ripeto, non parliamo. Invece andiamo alle pagelle riepilogative che insieme a Raffaele Difensa, l'informatico che mi dà una mano, i voti dati da Repubblica, Mattino, Roma, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Mimmo Caratieri sul Napolista, per vedere un po' quali sono stati i rendimenti dei calciatori azzurri in queste prime 19 giornate del girone di andata. Allora, cominciamo con le curiosità. Il Mattino e Mimmo Caratieri del Napolista non danno il voto all'arbitro, così come Repubblica non dà il voto all'allenatore. È chiaro che si tratta di una scelta ben precisa. Voi sapete che le statistiche per la quale io mangio 2 polli, tu non ne mangi nessuno, abbiamo mangiato un pollo a testa, ma comunque diciamo che sul lungo periodo invece i voti si appiattiscono, quindi le medie un po' sono in linea, non ci sono sbalzi significativi di voto. Però c'è da dire che la testata più severa, stando alle medie, è sicuramente la Gazzetta dello Sport, è la più severa con i calciatori del Napoli. Domando, è un caso? Altra curiosità riguarda la formazione, non ci sono più le maglie dal numero 1 all'11, ognuno mette i calciatori nell'ordine che vuole, perché c'è un numero preassegnato alle maglie. Beh, io vi dico subito che Higuain per me è il numero 9, non mi va di metterlo a 11 o a 10, e preferisco schierarlo come il numero 9 della formazione nell'ordine progressivo dei calciatori. Questa è un'altra questione abbastanza complessa per chi come me raccoglie i voti, perché ogni testata le mette un po' a modo suo, quindi se c'è Reina o Rafael, Maggio, Albiol, c'è qualcuno che fa Reina, Ravellier, Albiol, insomma diventa un po' complicato poi riepilogare i voti, ma anche questo si supera. Ma torniamo ai voti del girone di andata. Caro figlio mio Karim, che non ti vuoi far vedere, non c'è problema. Allora, grazie. Allora, come sono andati i voti? Bene, the winner is Mertens con 6,73 in media, seguito l'incollatura da Higuain. Sono 2 migliori calciatori del girone di andata. Io sul peggiore io glisserei, perché il peggiore, stando alle medie, è Cannavaro, però ha giocato così poche partite che mi sembra non rispettoso nei suoi confronti parlare di lui. 24 i calciatori schierati da Benitez, però se mi consentite Bariti, Uvini, Radosevic e un altro che in questo momento non ricordo hanno giocato talmente pochi minuti che non vale la pena di citarli. Aumenteranno perché c'è Giorginio. Allora, l'unico voto oltre a quello per Gennaro Sardo, l'ho detto prima, 4, 9,5 alla Lazio, che è riuscita finalmente a pareggiare contro la Juventus, l'ha fermata, anche se ha fatto un risultato straordinario la Juventus, raggiungendo la Lazio in 10. Quindi grazie Roma, sponda Lazio, ma naturalmente sempre forza Napoli. Ci vediamo alla prossima partita con pagelle spero migliori.